Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo in Sardegna e precisamente a Olzai in provincia di Nuoro, 471 metri sul livello del mare, circa 1000 abitanti. Alle mie spalle vedete uno dei simboli del paese, il vecchio mulino, ma oggi abbiamo tante cose da scoprire. Borghi d'Italia sarà raccontato come sempre dai protagonisti del territorio. Questo è uno dei pochi mulini d'acqua che esistono in Italia a gravità, perché il mulino è sopra il paese così in alto, in una strada diroccata nelle montagne. È così in alto per un motivo ben preciso, perché questa strada non è altro che una strada di transumanza, una delle porte per la Barbagia. Le greggi che passavano qua e i pastori portavano le sementi dal Campidano e facevano uno scambio diretto nel mulino dove veniva macinato. Al ritorno potevano tranquillamente riportarsi in Campidano il pane del paese, insomma. Il borgo di Olzai è situato in collina, è incastonato all'interno di uno splendido bosco di lecci e fa risalire la sua presenza, la presenza dell'uomo nel territorio a tempi antichissimi. È attraversato da un ruscello, il Rio Bisine, che tra l'altro poi è stato necessario a seguito di un'alluvione costruire un argine per garantire e salvaguardare la popolazione, che è stato realizzato nel 1926. Olzai nel Novecento era ricordato e viene ricordato per quanto riguarda il livello culturale dei suoi abitanti, tant'è che in proporzione in rapporto alla popolazione era il paese che presentava il più alto numero di laureati. E il granito, anche quello è un segno identitario. Oltre il 95% delle case del paese sono realizzate e costruite in granito. Io amo definire che continua a vivere nelle nostre comunità, siamo dei resistenti, siamo persone che vogliamo continuare a vivere nei luoghi in cui siamo nati e di cui siamo innamorati. Anche nella realizzazione del gonfalone abbiamo cercato di richiamare tutti questi principi, che sono quelli appunto legati all'attività passata di questa comunità. Le 9 spighe rappresentano sì i 9 vicinati principali, però richiama anche quella che è stata l'attività principale dei nostri avi, che era appunto quella dell'attività agricola.
Nella seconda partizione c'è un agnello, all'interno di un quadro rosso ci sono 2 spighe di asfodelo, che sono anche questa testimonianza dell'attività di questa comunità, all'interno del quale però c'è un corso d'acqua che rappresenta il rio Bisine. Qui Oppidum Doctrine significa appunto un richiamo a quello che è stato il passato da un punto di vista culturale, formativo e dell'istruzione di questa comunità. Piacere, lo conoscete già, il consigliere Lotto, l'assessore Eliseo e l'assessore Colleghi. Io sono venuta qui stamattina per preparare la cappella, quella di San Giuseppe, perché quella ce l'ho 25 anni. Perché ci sono queste famiglie che preparano le cappelle, la mia comare, quella di Sant'Antonio e Santa Rita. La mia cugina Franceschina, questa della Madonna del Carmo, e le suore, quella dell'Assunta. E poi siamo tutti attive per la Chiesa, qui, vero? E poi siamo nel vicinato, un vicinato prepara la Chiesa sempre, a fare la pulizia, per i fiori, per tutte le cose. La parrocchiale di Olzai, in provincia di Nuoro, è dedicata a San Giovanni Battista. Andiamo a conoscere il parroco. Sono arrivato dopo un'esperienza di un altro ambiente, una parrocchietta piccola e il carcere. Ovviamente mi sono trovato qui in una parrocchia molto più grande, anche abbastanza organizzata e prestigiosa. Qui c'è stato sempre un abbinamento tra le amministrazioni, ma anche il mondo culturale e la parrocchia. È una chiesa del 1500 e tra l'altro una chiesa anche di un certo prestigio, perché la tracchite non c'è qui, Qui è soprattutto una zona di granito. Quindi se hanno fatto una chiesa in tracchite, evidentemente hanno portato questa pietra perché si presta di più alla lavorazione e a tutti i giochi che voi vedete. San Giovanni Battista, lo conosciamo la storia, non c'è bisogno di esprimerla. Io purtroppo non ho ancora fatto la festa, ma so che è una festa straordinaria. Vedete, qui c'è esposto anche San Vincenzo, che ha anche una storia, San Vincenzo, perché è stato portato qui da un parroco alla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che ha fatto anche a sue spese l'asilo. Le altre sono molto belle, sia quella di Santa Barbara, dove c'è addirittura un retablo. Santa Barbara
dovrebbe essere la prima parrocchiale di Olzai e pare che risalga al 1200. Ovviamente poi è stata arricchita. L'altro quadro, sempre dello stesso maestro di Olzai, è nella chiesa di Sant'Anastasio, sempre con le stesse caratteristiche, con soggetti diversi. C'è una collaborazione abbastanza vivace con le diverse anche aggregazioni laicarie. Il retablo della Peste venne commissionato dalla Confraternita di Santa Croce nel 1477, infatti proprio per questo viene fatto risalire alla fine del 1400, primi anni del 1500. La paternità dell'opera è attribuibile al maestro di Olzai, rimasto anonimo e secondo alcuni riconducibile a uno degli esponenti della famiglia Cavaro. È molto singolare in quanto, pur essendo di modeste dimensioni, presenta degli elementi scultorei e degli elementi pittorici. Infatti vediamo dall'alto, nell'ottagono centrale, Dio, la colomba lignea che rappresenta lo Spirito Santo e il Cristo in croce scendendo nello scomparto centrale che simboleggiano la Santissima Trinità. Il fatto che venne commissionato in seguito ad un'epidemia di peste è documentato dal fatto che in esso sono rappresentati alcuni fra i santi taumaturgici, per esempio Sant'Antonio Abate, San Pantaleo e San Sebastiano. Prima di lasciare Olzai, degustate la buona cucina e soprattutto i tanti prodotti tipici. Vi ringrazio di essere venuti a trovarci nell'azienda Agasti, dove si producono dei prodotti artigianali, partendo dai formaggi, fiore sardo DOP e il formaggio semicotto. Innanzitutto volevo illustrarvi i ravioli, sono fatti con il ripieno del formaggio noto come asufrissu, il formaggio di pecora che viene cucinato e poi messo nel ripieno appunto del raviolo. Poi le savade che anche loro all'interno hanno questo formaggio. Un'altra particolarità sono i gnocchetti, chiamati in sardo marronese curzoso, e vengono lavorati in modo particolare questo arnese è chiamato suilivru. Entrambi i piatti vengono conditi con un sugo fatto con il pomodoro, la carne macinata di maiale e la cipolla, insomma, normale, ingredienti semplicissimi. Sono i dolci tradizionali che si trovano in ogni periodo dell'anno. Escluso questo tipo di dolce,
questo su Papassinu Sardu e su Coni Usapa, che viene fatto nel periodo della festa di Sant'Antonio, quindi il 17 di gennaio. In particolare appunto questo nero è impastato con la sapa, cioè sarebbe un preparato fatto con le fichidindie, viene raccolta, viene macinata, viene fatta bollire e si ottiene una sorta di marmellata. Abbiamo gli amaretti, fatti sempre con la pasta di mandorle, poi le caschette, i bianchini e poi qui i sospiri o guefoso, come li chiamiamo noi nel nostro paese. E per finire abbiamo i gâteau, un gâteau fatto di nocciole e di mandorle. Spero che siano invitanti al punto di invitarvi e farvi venire al nostro paese per conoscerli di persona e appunto assaporarli. Altra eccellenza da visitare a Olzai, in provincia di Nuoro, è la Casa Museo Carmelo Floris. L'artista Carmelo Floris è un artista molto importante nel panorama artistico sardo, proprio perché agli inizi del Novecento, insieme ad artisti come Giuseppe Biasi, che era il suo maestro, sulle orme del modernismo in Europa e in Italia, appunto creano una nuova arte sarda, l'arte sarda moderna, che nasce appunto dalla riscoperta delle tradizioni. Carmelo Floris appunto agli inizi del Novecento studierà a Roma e lì avrà occasione proprio di confrontarsi con quelli che erano i grossi rinnovamenti dell'arte sia in Italia che in Europa. Poi tornerà appunto a vivere a Olzai, dove trascorrerà tutta la sua vita e dove realizzerà appunto i suoi capolavori che nascono proprio da questa attenzione dell'artista alla realtà. Lui userà nella pittura soprattutto la pittura ad olio, però sarà anche un grandissimo incisore, ceramista e illustratore di riviste. Questa è una casa museo, è la casa dove l'artista visse e dove sono esposte appunto le sue opere. Nel 2009 diventa casa museo Carmelo Floris proprio per dedicarla appunto completamente all'artista. Siamo in Sardegna, quindi a Olzai, in provincia di Nuoro, non poteva mancare il folklore. L'associazione turistica Proloco Bisine Olzai si è costituita nel 2003. Quindi in questo periodo insomma abbiamo cercato di realizzare alcune cose, tipo per esempio il gruppo ballo.
c'è stato questo intento, visto che i ragazzi erano così volenterosi e avevano questa ambizione di ricostituire questo gruppo, abbiamo cercato di metterlo su. I balli di Olzai sono due, Zuballu Tundu e Zudillu. Quindi gli altri intenti della Proco sono comunque di promuovere il territorio, ovviamente, qui insomma il paese è piccolo, siamo poco più di 900 abitanti, quindi per cui stiamo cercando di valorizzarlo, insomma cercando di portare turisti per conoscere il nostro territorio, che comunque offre tante cose, nonostante che sia piccolo, comunque noi siamo orgogliosi del nostro paesino. Questa capanna, che è la capanna dei classici sardi del periodo dei nuraghi, diciamo, viene costruita sempre su coguzzolo della montagna, dove generalmente è sempre ventilato. Questa capanna l'abbiamo costruita alcuni giovani di Olzai, che ci siamo proposti per ricostruire queste situazioni del tempo dei pastori sardi. Viene fatta da un gruppo di amici con l'acquisto del terreno, naturalmente ognuno di noi ha messo la sua quota, e viene fatta esclusivamente da noi, senza avere dei contributi e roba del genere. La capanna è stata fatta generalmente con legno di castagno, legno di pino, con una tela ignifua, e in più è stata coperta con le frasche e con il mudrecu che abbiamo noi in questa zona qui. Come tutte le nostre capanne di una volta, col granito. Oltre a questo abbiamo fatto anche i bagni con il classico modo del supinnetto. Abbiamo cercato di importare le piante autoctone che erano prima, tipo le ulivi secolari, che noi abbiamo attorno qui, i fichi d'India, e queste sono le piante principalmente che c'erano qui. Ho portato la mia famiglia qua a Olzai perché io amo moltissimo Olzai e sono uno dei pochi, adesso stanno seguendo anche altre persone che stanno rientrando nei paesi per poter vivere una vita normale come una volta. Con l'assessore alla cultura andiamo a scoprire le manifestazioni più importanti dell'anno proposte a Olzai in provincia di Nuoro. Dal punto di vista culturale il paese di Olzai è molto ricco, infatti abbiamo svariate manifestazioni sia a livello religioso che a livello pagano. C'è una stretta correlazione tra il livello religioso, quindi i riti religiosi, e le feste paesane, proprio per il semplice motivo che solitamente ai riti religiosi precedono sempre i festeggiamenti paesani. Iniziamo già da gennaio, più precisamente il 17 gennaio, con i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate. Si riprende con la seconda domenica di maggio, quando abbiamo la seconda festa, e si tratta appunto dell'Angelo, e in dialetto si chiama appunto Zanzilu, proprio perché la festa si svolge in una piccola chiesa campestre che si trova praticamente a 5 km dal paese. Si prosegue poi successivamente al 24 giugno, quando c'è la festa patronale, che è appunto la festa della chiesa di San Giovanni Battista. Anche questa è una festa molto sentita, soprattutto per il fatto che viene organizzata dal comitato dei Giovanni e delle Giovanne.
Successivamente si passa alla grande festa, Zaesta Manna, noi la chiamiamo così, che è appunto la festa di Santa Barbara. La festa di Santa Barbara si festeggia in una chiesetta che si trova nella parte alta del paese, anche questa è molto importante, diciamo che è la festa più importante per noi olzaesi ed è organizzata stavolta dalla leva di diciottenni. Solitamente la festa di Santa Barbara si festeggia il 4 dicembre, da noi si è sempre, anche dal passato, si è sempre festeggiata il 26 di agosto. Per che cosa? Per il semplice fatto che questo è stato praticamente il momento in cui i contadini potevano rientrare dai campi, perché proprio avevano finito il lavoro nei campi e si potevano, per così dire, prendere una pausa rigenerante, quindi è stata proprio spostata la festa il 26 di agosto per questo motivo. Venire a visitare questa villa di Orsai è una villa minore, però offrire meda osar bella, dunque venire in forza alla visitare. A Olzai, in provincia di Nuoro, vi aspettano. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito, dove troverete anche gli itinerari. Viva la Sardegna, viva Olzai e ciao!